Architetto. Pronto? San Michele. Non si sente. È un'intervista, buona. Non ti faccio parlare. Tu a domenica devi dire le stesse cose. Si fa il giro di chi è Passarone. Ma chi è su Bassano? Su Passarone. Ascolta, vedi che ti passo il figlio dell'architetto di Michele, signor Samuele, vedi che cosa mi dice? Digli di affiancare il pullman di qua. Roberto, potete... Ricca! Ma parlaci tu. Sì, potete affiancare il pullman Qua davanti. alla vostra sinistra, che c'è uno sportellone mezzo aperto, se lo potete aprire... E tiri il pallone giallo che è messo nel primo borsone. E tirate il pallone giallo che è messo nel primo borsone. Primo borsone. Riccardo! Lo fa? No. Lo fa o no? Me l'ha detto Cosentino. Come te l'ho detto io? Il pallone tu Mentre camminiamo come facciamo? Sì, perché in mezzo stende la mano, poi ce la do io. Ha detto di stendere la mano. Stende la mano e apre lo sportellone, è cosa aperto lo sportellone, non è che deve fare che cosa. Non ce ne vuole chiave. Il pallone si vede, è giallo, è giallo. Quando apre, non si mantiene un metro un po' spostato, sennò tutto lo sportellone. Chi sto crede arriva? Vai che sto... Ah no, no, so che... Chi arriva? Dove che sta passando? Dove? Siamo dove? Qua, dove? Qua. Dov'è? Siamo passato di Ma sono Sì, sono loro. Quindi che deve fare? Dio, spiegalo. Ragazzi, loro sono là dietro. Dillo. Deve prendere il mio pallone che... Ma il pallone dov'è, Samuele? È un borsone di Passerotti, di quel ragazzo lì si chiama Passerotti. Ora ti faccio vedere quella che si chiama. Tu guarda, scusa. Ma non è che abbiamo... Ma se di quella squadra non è che abbiamo sbagliato borsone. Amore. Vai che è passato? L'ha trovato. Ah, ecco, è lui, guarda. Vai a dire che c'è il pallone. L'intervista. Samuele, l'hai trovato? Non ti preoccupare. E che cosa ti ha detto? Sì che me lo dà. Ma sicuro? Sì. Ma tuo padre quindi richiamalo tuo padre, digli che l'hai trovato. Tanto non l'avrebbero prestato.